Se la Miteni è considerata la centrale nucleare, tra virgolette, dei PFAS che ha avvelenato 350.000 persone che attendono giustizia dal processo di Vicenza, ebbene in Europa ci sono altri 17.000 siti contaminati da sostanze perfluoroalchiliche, 1.600 di questi sono in Italia e il Veneto assieme a Piemonte, Lombardia e Toscana risulta al top dell'emergenza, alla pari di alcune aree del Belgio e dei Paesi Bassi, ma anche la Sardegna e la Sicilia sono a rischio a causa delle raffinerie di petrolio. Sotto la lente sono tutti i fiumi del nord Italia: Adige, Po, Brenta, Roncaiette, Piave, Sile, Tagliamento e i canali di irrigazione, e poiché sboccano in mare anche la laguna è contaminata dai veleni che si stanno posando come un velo sull'ambiente, modificando i cicli biologici vegetali e animali. A scorrere la mappa pubblicata oggi dai quotidiani del gruppo Gedi è visibile online. Vicenza guida la classifica con 60 siti a rischio, seguita da Padova con 54 e poi Verona con 25, Venezia con 22, Rovigo con 20 e Treviso con appena 14. Insomma, non esiste un'area free PFAS, l'unica zona totalmente immune è quella di Belluno e delle Dolomiti, che non compare nelle tabelle. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 23 marzo 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'ambiente e la salute, in particolare l'emergenza PFAS, o meglio l'inquinamento da PFAS, che si estende a macchia d'olio in tutta la regione, il paese e anche in tutta Europa. Chi avesse dei dubbi, scrive Albino Salmaso sui quotidiani del gruppo Gedi, può consultare online la mappa interattiva dell'inquinamento realizzata da Wired, che ha elaborato i dati del Forever Pollution Project, un'inchiesta condotta da 17 quotidiani guidati dal francese Le Monde, mentre il partner italiano è l'autorevole rivista Le Scienze. Insomma, questa mappa di Le Monde nasce dall'incrocio di diverse fonti ottenute con la normativa FOIA, che tutela l'accesso ai dati, e così il quotidiano ha raccolto i dossier elaborati dal 2003 al 2023 dai team scientifici e dalle agenzie ambientali, e quindi la mappa, quella pubblicata sui quotidiani del gruppo Gedi, è inquietante. Tutto il Veneto è coperto da pallini rossi, appunto in particolare tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Ma come dicevamo, in Europa sono 17.000 le aree contaminate, 1.600 in Italia, Veneto, maglia nera con Piemonte, Lombardia e Toscana. Qui l'epicentro è Trissino con la Miteni, ma immune resta soltanto Belluno con le sue Dolomiti. L'articolo appunto di Albino Salmaso sui quotidiani del gruppo Gedi. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Il tema delle famiglie arcobaleno, le adozioni da parte delle coppie omosessuali, quindi Padova non arretra, il sindaco fa sapere che continuerà a registrare delle coppie di donne. Dopo l'incontro in prefettura, Sergio Giordani dice: se una delle due è madre naturale, perché non dovrebbe essere registrata la figlia o il figlio? Il prefetto invece risponde: prendo atto e informerò la procura che valuterà in sede civile. Quindi da parte del prefetto semplicemente una segnalazione alla magistratura. Nel frattempo parla anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. A suo avviso esiste un vuoto di legge da colmare. Mi atterrò a quanto prescrive la legge, fa sapere Mario Conte, ma non ci possono essere bambini di serie A e di serie B. Sindaco leghista, presidente dell'ANCI Veneto. La notizia sul Gazzettino di oggi. Anche il Corriere del Veneto dedica 2 pagine al Veneto e ai diritti. Coppie gay e iscrizioni dei figli, il prefetto invia le carte ai giudici. Si parla del caso Padova e anche qui le dichiarazioni del sindaco Giordani, che appunto ribadisce: continueremo sulla nostra strada. Il prefetto Grassi dice invece valuterà la magistratura, e la politica invece si scontra sulla nuova legge. In particolare
C'è chi esprime dei dubbi sulla nuova proposta di Fratelli d'Italia anche nel centrodestra. Il reato universale è difficile da applicare. Vediamo il riassunto del Corriere del Veneto. Una coppia gay veronese chiede il riconoscimento del figlio nato in Canada. Il ricorso finisce in Cassazione su input del governo e basandosi sulla sentenza della Cassazione. Il prefetto di Milano poi dà lo stop al comune che registrava i figli delle coppie omogenitoriali in Veneto. L'unico capoluogo che resiste alla circolare del Viminale è Padova, ma tra i comuni minori c'è anche Mira, ad esempio. Il sindaco Sergio Giordani di Padova ha incontrato il prefetto ieri. Per i figli di due mamme noi andiamo avanti. Oggi nel frattempo si incardina in Parlamento la proposta di legge di Fratelli d'Italia che mira a rendere la maternità surrogata un reato universale. Insomma, una vicenda che sui diritti delle famiglie arcobaleno vede anche all'interno del centrodestra diverse spaccature, diverse contraddizioni. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo alcune notizie flash. A Venezia sabato manifestazione non autorizzata degli anarchici che sfileranno in corteo. Da parte del sindaco un'ordinanza urgente per tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, così leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi. Cestini sigillati e plateatici ritirati, quindi appunto queste le misure di sicurezza contenute nell'ordinanza del sindaco Brugnaro, che ha blindato la zona di Santa Margherita per evitare disordine. Non ci saranno ambulanti né arredi nelle calli. L'allerta è alta come il livello di attenzione della Digos, della polizia, dei vigili e dei carabinieri, quindi insomma forze dell'ordine allertate per questa manifestazione che vedrà la partecipazione di soggetti dell'area anarchica provenienti dalle regioni del nord-est e da paesi europei, così cita l'ordinanza del sindaco. Poche informazioni invece sui contenuti della manifestazione, se non quelle contenute nella fotografia delle scritte comparse sui muri a sostegno di Alfredo Cospito, quindi militante anarchico insurrezionalista, oggi al 41 bis, quindi contro il 41 bis che secondo gli anarchici è tortura di Stato, attacchi al ministro Carlo Nordio e anche a una parte della stampa da parte degli anarchici. Sabato la manifestazione quindi a Venezia, nella zona di Campo Santa Margherita. Voltiamo pagina, la vicenda del super bonus, parliamo quindi di edilizia e fisco sul Corriere del Veneto, una pagina con l'articolo di Martina Zambon. Oltre 1 miliardo di crediti incagliati, super bonus, la via crucis dei privati. Annunciata la proroga a novembre per le cessioni, ma il sistema bancario resta blindato. L'85% è la percentuale pagata dalle banche, ma si scende anche al 70%, 250 euro da pagare se passa la remissione in bonus su novembre. Insomma, il tema è quello dei crediti bloccati. Le poste e gli istituti restano un vicolo cieco, ma prospera la piattaforma SeaBonus. Bancan è l'unica a comprare ancora crediti, quindi un'eccezione, li rivende alle imprese. Insomma, in ogni caso 1 miliardo di crediti bloccati Veneto, cifre davvero importanti, e il super bonus che resta bloccato altrettanto per cittadini, le famiglie venete, ma anche naturalmente le imprese. Vedremo come finirà questa vicenda del bonus dei bonus. Ancora 2 notizie flash sul Gazzettino, la proposta di un inno per il Veneto. Il centrodestra questa volta dovrebbe essere compatto. Nel 2018 la proposta era stata bocciata, ora ci riprova il leghista, peraltro capogruppo della Lega, Giuseppe Pan. Anche Fratelli d'Italia in commissione ha già votato a favore, anche se l'esponente meloniano della provincia di Verona, Polato, dice le priorità sarebbero altre. La scelta del brano, secondo questo progetto di legge, sarà demandata alla giunta e l'opposizione in consiglio regionale cosa ha fatto? Ha scelto di astenersi almeno in commissione.
L'ultima notizia di oggi riguarda l'università e quelle classifiche internazionali che mettono a confronto i vari atenei per quel che valgono. Leggiamo il titolo del Gazzettino di oggi: il Veneto scala le classifiche dell'eccellenza, nuovo balzo in avanti di Padova tra le prime 100 al mondo in 10 materie. Storia dell'arte, IUAV di Venezia al 18° posto, Ca' Foscari brilla anche con antropologia. L'Italia al 7° posto mondiale, seconda in Europa solo la Germania, premiato internazionale per la sapienza. E vediamo anche sui quotidiani il gruppo GEDI: Padova tra le migliori università al mondo, Ca' Foscari eccelle nelle lingue moderne. La classifica degli atenei di QS World University Ranking by Subject 2023, una tra le più influenti classifiche degli atenei mondiali, che pone classici e storia antica del Bo sul gradino più alto. Lo IUAV di Venezia appunto al 18° posto nel settore storia dell'arte. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.